Giovanni Del Ben, medico forense, nostro opinionista in sanità. Prego Giovanni. Ben trovati. Cambiamenti in vista in provincia di Pordenone per le pratiche di invalidità civile, cecità, sordomutismo, disabilità ed handicap. Infatti, dal 1 ottobre 2014, fra 2 mesi, inizierà la sperimentazione del passaggio di tutte le pratiche all'INPS, non più all'azienda sanitaria. Lo ha stabilito la Giunta regionale il 1 agosto scorso. È una novità per il Friuli Venezia Giulia e comprenderà solo Pordenone, ma la sperimentazione è già partita in altre regioni e anche in altre province, Veneto compreso. Come tutti i cambiamenti ci saranno dei pro e dei contro. Sicuramente fra i pro uno snellimento burocratico, perché adesso si fa la visita all'azienda sanitaria, poi può richiamarti l'INPS a Pordenone, poi le pratiche finiranno a Roma e Roma farà la decisione definitiva. Quello che invece succederà dopo, dal 1 ottobre, è che all'INPS di Pordenone, al Bronx, come vediamo nell'immagine per capirci, o in Piazzetta di Portello per parlar fine, ci saranno le visite e le decisioni verranno prese lì. Purtroppo però non ci saranno più le visite nelle sedi di San Vito, Spilimbergo, Sacile, Azzano, cioè quello che erano le sedi distrettuali. Tutto si farà solo a Pordenone, sperando che nel frattempo si prepari anche a risolvere la questione dei parcheggi e la eliminazione delle barriere architettoniche. Secondo la convenzione adottata dalla Giunta regionale, l'azienda SEI dovrebbe dare un supporto amministrativo e anche medico all'INPS. Quello che manca lo faranno i medici dell'INPS, ma sono solo 2 medici legali specialisti. E allora la convenzione prevede che ci sia un apporto di medici convenzionati che l'INPS prenderà da un'apposita commissione, il cui bando peraltro scadrà domani, e da questo bando leggiamo 2 cose. Quei medici convenzionati devono essere specialisti, potranno fare non più di 25 ore alla settimana, ma verranno retribuiti 25,80 euro all'ora, le vecchie 50.000 lire. Ovviamente se paghiamo persone, medici specialisti a 25,84 euro, vuol dire che questo è un'espressione della crisi, compreso anche il precariato medici e non solo dei giovani medici. Ma ad ogni modo, se l'INPS riesce a trovare attività specialistica o protocollo a 26 euro all'ora, mi chiedo perché le ASL non trovano specialisti per eliminare le lunghe liste di attesa? Un'ipotesi di lavoro è che il tempo di attesa per una visita specialistica ambulatoriale, quando diventa troppo lunga, sia espressione più di questioni disorganizzative che di costi reali. Ovviamente sono convinto che il Servizio Sanitario Regionale dovrà e saprà trovare soluzioni migliori rispetto al passiamo tutto all'INPS. Passiamo tutto all'INPS. Grazie Giovanni Del Ben, medico forense, nostro opinionista in sanità.